Bene signori, rieccoci qui su The Last of Us. Allora, Ce l'abbiamo fatta! continuiamo. Tutto bene? Sì, andiamo. Vediamo se c'è Credo che vi qualcosa la qua. cavate abbastanza bene. Si chiama fortuna. E prima o poi finirà. Allora, dai, su. Da che parte, Tess? Il palazzo del governo è da questa parte. Sì, è per di là. Ma io voglio vedere se c'è qualcosa qui in giro. Noi lo dimentico. Qua siamo arrivati, quindi. Mm. Oh, là ci sono tre simpaticoni. E non possiamo fare. No, mi manca della roba. Allora, uno l'abbiamo fatto fuori molto bene. Adesso andiamo per di qui. Visto che li abbiamo i coltelli, usiamoli. Molto bene. C'è qualcun altro? No. Tutto bene. Sono infettati da poco, quei soldati si sono appena trasformati. Significa che ce ne sono altri qui. Sbrighiamoci. Boh. Bene. Però per fare i kit mi serve ben dei alcol. No, bene. C'è qualcos'altro da prendere qui in giro per aria? No. Ci Molto bene. siamo. Tutto bene. Super di qui. Salite. Oh, guarda qui. Qui sicuramente c'è qualcosa, infatti. No, questo non mi sale, questo sì però. Allora, centro per il controllo delle malattie ha prodotto questo pamphlet sull'infezione cerebrale da Cordyceps, ICC. Boh, spero di aver letto giusto. Per aumentare consapevolezza e prevenzione dell'infezione. Contesto. Eh, il Cordyceps è un fungo parassita che può impadronirsi del cervello di un ospite e alterarne il comportamento. Fino a qualche tempo fa attaccava solo insetti e alcuni artropodi, e però è emersa una nuova specie in grado di attaccare gli ospiti umani. Trasmissione. Gli unici due modi conosciuti per controllare gli ICC sono respirare le spore emessi dal Cordyceps e entrare in contatto con i fluidi corporei di una persona infettata dal ICC, di solito attraverso il morso. Incubazione. Madonna che lungo.
Incubazione. Dopo l'infezione iniziale, il parassita viaggia attraverso il cervello dell'ospite per un periodo di 1 o 2 giorni. L'incubazione si conclude quando il Cordyceps ha preso il possesso di tutte le funzioni corporee principali dell'ospite ICC fase 1. Sintomi. I pazienti affetti da ICC sono di ICC fase 1. I pazienti affetti da ICC fase 1 mostrano un comportamento violento e irregolare, attaccando chiunque si trovino di fronte. Alla fine il fungo spinge attraverso i tessuti degli ospiti per permettere il rilascio di spore diffuse nell'area. Diffusione aerea, scusi. Trattamento. Non esiste vaccino ICC né alcun trattamento per prolungare il periodo di incubazione. Diagnosi. L'ICC può essere diagnosticata utilizzando un test del sangue o immagine microscopica, amministrato generalmente contro l'orecchio. I risultati di questi test risulteranno positivi dopo pochi minuti dall'infezione. Bene, bene, ma non troppo. Joel, di qui. Potremmo tagliare di qui. Sì, l'ultima volta ha funzionato benissimo. Dire. Cosa? Non sento niente. Ok, veloce. Arrivano! Lo so! Ok, va bene, via! Hai qualcosa sulla scarpa? Che schifo. Bene, qui vediamo cosa c'è qui in zona. Ok, come usciamo da qui? Ora lo scopriamo. Così Marlene pensa tu sia immune. Beh, questo lo dice lei. Come sei stata morsa? Se hai incontrato un infetto nella zona vuol dire che sei andata dove non dovevi. Sì, Mm. sono scappata di nascosto. Ero nel collegio militare. Sei scappata? Volevo esplorare la città. Ho incontrato un infetto nel centro commerciale. Allora, L'accesso è vietato. Come accidenti hai fatto a entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei abbiamo runner, 96 come li chiamate voi, pezzi. mi ha morso e... Abbiamo solo, Capisco. direi di fare Eri con Marlene questo- quando ti hanno morso? No, velocità di le ho chiesto fuoco, aiuto capacità di soltanto dopo. carica. Conoscendola è da Questa tanto qui la che non ti usiamo abbia di più di sparato. questa. stava per farlo. Io direi di usare Spero questa. stia bene. Te l'ho detto. Lei se la caverà. Mm. Poi farei una di velocità di fuoco, una per il caricatore, e con i pezzi che avanziamo direi di fare questo e questo. Molto bene, non possiamo fare altro. Sì, sembra andare. Molto bene, andiamo per di qui. Un proiettile, qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente, andiamo qui. Mm. C'è questa che- Adesso. Vediamo, guardare bene, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Qui cosa c'è? Alcol. Facciamo scorta, molto bene.
niente. Allora, su per di qui. Ah, c'è qualcosa là però. E io come ci arrivo? Da qui, bisogna piano piano. Ah, una piostrina delle luci. Va bene, poi. Molto bene. Ma perché sei andato giù per lì, scusa? Allora, qui dovrebbe esserci brutte persone. Oh, merda! Che razza di posto è? È un vecchio museo. Queste cose hanno centinaia di anni. Davvero? Mm, non posso fare niente. È tutto al massimo. Diciamo che tra virgolette è un problema di questo gioco perché praticamente se hai il massimo non puoi scartare una cosa per creare delle altre, quindi di conseguenza devi Ok, lasciarla occhio alla là. testa. Forza! Via, 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 via! Sono vivo! Trovo il modo di arrivare. Arrivano! Tess! Va bene, noi andiamo per di qui. Tess! Ah, cominciamo bene. Ah. Bene, fatti fuori.
Allora dobbiamo andare per di lì, vediamo se c'è qualcosa qui in giro. Tipo un mattone. Ma non posso prendere anche il mattone, no? Ah no, o la bottiglia o il mattone. Ma è meglio la bottiglia che... Noi non se abbiamo bisogno di fare qualche molotov. Abbiamo già una parte. Qui non c'è niente. Così non si aprono. Sto bene. Ragazzi, qui dentro! La ragazza! Marta! Sono qui! Lasciala stare! Alla Bud Spencer proprio, cazzotti a manetta. Per un pelo davvero. Non so se c'è qualcosa da raccogliere qui, ma... No, qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Allora, facciamo un girato nella stanza, ma... Mi sa che qui non c'è niente di niente. Solo una buona e sana scazzottata. Vabbè. Devo andare su per di là. E io invece voglio andare per di qua. Io ero dove eravamo prima. Troviamo come andare di là. Ecco, è quello l'edificio. Sì, quello là. Dietro. Ok. Fai attenzione a dove metti i piedi. Sarà un po'... Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto. Certo che la vista è spettacolare. Andiamo, di qua.
Ehi, sbrighiamoci. Ci siamo quasi. Non distrarti. Sì, signora. È dietro l'angolo, forza. Proseguiamo, ragazzina. Guardiamo sempre in giro che non ci sia qualcosa. Qui abbiamo... Guarda Oh, qui. C'è il simbolo delle luci sul suo braccio. E se arriviamo laggiù e sono tutti morti, Non lo sono. come fai a sapere? Lo so e basta. aspetto. Mm. Ascolta, andrà tutto bene. Ok. Allora, ordini, pattugliare le aree del rendezvous, assicurarsi che non vi sia presenza militare prima di spostare la ragazza al prossimo rifugio, assicurarsi che la ragazza sia ben nutrita, in salute, la sua sicurezza è di importanza capitale. Ma devo prendere questo qui. Se mi spostate magari. Su e di là. Ecco, ci siamo. Ci siamo quasi, Tess. Cerchiamo sempre in giro che non si sa mai, eh. Siamo messi bene le sue munizioni per quello. Per la cronaca, non so nuotare. Guarda, sembra bassa sul lato destro. Seguimi. Sono felice che Marlene ti abbia ingaggiati. Che intendi? So che verrete pagati per questo. Ma comunque vorrei lo stesso prezzo. Sì, certo. Qua, non mi lascia andare dentro, va bene. Qui non c'è niente, qui c'è niente. Allora andiamo su. No, prima voglio farmi un giretto qui. Poi apriamo la porta. Non credo ci sia qualcosa, però. No. No, no! E ora che facciamo? Che stai facendo, Tess?
Magari c'è... avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare. Fino a che punto dobbiamo Fino a arrivare? dove serve arrivare. Dov'era il loro laboratorio? Oh, non l'ha mai detto, so solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sai meglio di tutto questo. Ah sì? Sai una cosa, siamo persone di merda, Joel, è da molto No, tempo siamo ormai. sopravvissuti! Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. Cosa? La fortuna doveva finire prima o poi. Di che cavolo stai... No, no! Non toccarmi. Oh, Cristo. È infetta. Joel, Fammi vedere. non volevo. Fammi vedere. Oh, Cristo. Oh, Ops, giusto? Dammi il braccio. Questo ha 3 settimane. Mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. no, quella era la tua crociata. E io non la porterò avanti. Sì, lo farai, senti. Dovrai pur sentire degli obblighi nei miei confronti e questa volta è diverso, quindi portala da Tommy. Merda. Cazzo. Sono qui. Porca... Posso farvi guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascio sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi. Ti prego. Rendimi le cose facili. Posso farcela? No, vai e basta! Vai via, cazzo. Ellie, Mi spiace, io non volevo andasse così. datti una mossa. Sappiamo che siete lì. Gettate le armi e venite fuori con le mani alzate. Già, purtroppo. Ma non è fortuna vai a finire. Non posso credere che l'abbiamo fatto. Basta. L'abbiamo lasciata morire. Basta. Stammi vicina, dobbiamo muoverci. Oh, cavolo. Andiamo di sopra. Da lì forse potremo uscire. Va avanti e basta. No, aspetta, mi Tiziano. Ah, qui si blocca qui. Oh, momento. Bersaglio neutralizzato. Ha eliminato 2 dei miei uomini. Ricevuto. Tu, abbatti la porta. Tu con me. Signor T. Tess. Qui non c'è niente. Procedete con cautela. Ci sono almeno altri 2 di loro. Dobbiamo muoverci. E c'è roba. Coprimi, vado avanti. No, mi sono sbagliato. Ho psicofarmaci. Controllate di là.
bel posticino e comunque. Una nuova arma, molto bene. Che facciamo? Joel! Provo io. Controllo questa zona. Tu, guarda nel corridoio. Bene, pare tu abbia scelto il modo più doloroso. Proviamo a vedere se riusciamo a farlo in maniera gentile. Cioè, l'ho visto per puro caso e Porca troia! Dov'è quel tizio? uno è lì e l'altro in fondo là. Eccolo là. Ce ne sono altri due che circolano. Stai con me, forza. Là dietro. Dai, amico, ci sono due modi per uscirne. O vivo o morto. Molto bene. Dai, forza. Lo troverò, il bastardo. Dove sei, figlio di Troia? Ok, è lì, forza. Facciamo un giretto, vediamo se c'è qualcosa. No. Ce ne sono altri in giro? No, bene. Ma c'è una maniera per andare sopra là? No. No, non c'è. Peccato, sarebbe stato bello vedere. Questo mi manca. Che facciamo? Joel, come usciamo da qui? Ok, dobbiamo passare dal salone.
Sta giù. Non so quanti altri ce ne siano. Ah, ma possiamo farlo adesso molto bene. Con molta calma li facciamo tutti. Rapporto! Tenete le È dietro di posizioni! te! Aia. Dai, muovate. E vabbè. Sta giù. Non so quanti altri ce ne siano. Proviamo ad andare per di qui. Prima che mi ammazzino un'altra volta, va meglio. È dietro di te! Che cazzo. Quanti sono? 1, 2. Dove diavolo è lo stronzo? Beh, Niente, e tu? uguale, cerchiamo ancora. Io cerco qui fuori. Joel, ecco l'uscita. La vedo. Soldato a terra! Fammi vedere quello che
Beh, è andata meglio del previsto, dai, comunque. Un piccolo snack. Aspetta che non ho passato bene dappertutto, tipo di qua. Ci sono delle scale là. Stai giù. Ci seguono! Stai giù! Nessun bersaglio, ripeto, nessun bersaglio. C'è un soldato. Tieni la posizione e attenti ai posti. Ricevuto, mantengo la posizione. Come fai a respirare in mezzo a questa roba? Non ti stavo mentendo. Li hai visti? No, il posto è vuoto. Io non ho visto niente. Controllo questa zona. Guarda qui. Quanti sono? 2? Sì, bene. Dov'è la canaglia? Uomo a terra! Cazzo di merda. Oh, merda! Cavolo! Vediamo se c'è qualcosa nel treno. Vediamo se c'è qualcosa in fondo qui. Ah, guarda. Roba imboscata fuori di maniera. Ehi, io non so nuotare. Troveremo una soluzione. Allora, signori, Sto bene.
Ah sì, dai, molto bene. Ehi, guarda, funziona ancora. C'è una scala. Forse possiamo usare quella. Ah, non ti lascia montare su, va bene. Allora facciamo così, io mi fermo qui, una salva partita. Facciamo nuovi dati per sicurezza. Vabbè, sì, io vi ringrazio per la visualizzazione, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere per supportare me, serie canali. Un grande abbraccio, a presto da Joker Gaming.